Marchese, lo sa che scherzo mi hanno fatto quei gamberetti che abbiamo mangiato ieri sera a Ronchetto delle Rane? Mi hanno fatto male? No, mi hanno fatto fare un sogno. In bianco e nero o a colori? A colori, io sogno sempre a colori. E che sogno ha fatto, commendatore? Ho sognato che ero rimasto vedovo. Ah, sognato che era morta lassù. Sì, mia moglie. Un sogno completo. Morte, camera ardente, funerale. Io camminavo dietro al feretro. Alla mia destra camminava lei, Marchese, e alla mia sinistra Padre Agostino. Perbacco ricorda tutti i dettagli. Sì, come fosse adesso. E nel sogno ho provato dolore? No, anzi. Mentre tutti piangevano, io solo ridevo. Rideva. Poi, mentre calavano la bara giù nella fossa, ho sentito come un colpetto qui dietro la nuca. Tac, anche abbastanza forte. Credevo fosse Padre Agostino, e invece mi sono svegliato nel mio letto. Era mia moglie che mi diceva: cos'hai, cretinetti, ridi nel sonno? Salvatore, posta per me? Commendatore, c'è la sua signora. Pronto? Non sono ancora uscito, già mi chiami? Parti? Ha telefonato? Mamma tua sta male, bene! No, dico, che faccio? I biglietti li prendo io? Sì. Vagone letto. Vettura di coda, non sulle ruote. Sì, ho capito, non sono un bambino, non offendermi. Sì, grazie, cara, mi hai rovinato la giornata. Oggi non rido più, sei contenta? Tieni, Salvatore. Scusi, commendatore. Che c'è? Se mi permette, vorrei ricordarle Dimmi. quelle 10.000 lire. Hai fatto bene a ricordarmele. Oggi te ne do 5, domani ti do le altre 5, va bene? Ah, Salvatore. Dica. Se mi cerca un certo Lambertoni, ricorda Lambertoni. Sì. Io non sono a Milano, sono in Svizzera per affari. Ricorda Lambertoni. Bene, commendatore. Lambertoni. Lambertoni! Commendator Nardi! Carissimo Lambertoni, questa non me l'aspettavo. Che bella cera che ha! Ma cosa fai che a Milano con sto caldo? Cerco di recuperare quei soldi che le ho prestato. Bene, benissimo. Ecco le cambiali. Ah, cribbio, scadevano oggi? Già, cosa E facciamo? che facciamo? Facciamo un salto in banca, incasso e Davvero? pago. Ciao, zio! Ma cosa fai che a Milano con sto Quando caldo? c'è da incassare io non sento né caldo né Hai freddo. visto la mia nuova Flaminia? Andiamo, zio. Ui, caro Minelli, ma cosa fai che a Milano con sto caldo? Che faccio? Non avevamo appuntamento per quella Bravo, scadenza? si è ricordato, mi Eh era già. sfuggito, pensa. Ah, vi conoscete? No. Minelli Lambertoni. Lambertoni. Piacere. Ehi, dove va? Salgo un momento dal direttore, incasso e pago. Aspettate.
Questo mi fa impazzire. Scusi, direttore, c'è il commendator Nardi. Chi? Il marito della Buongiorno, signora. direttore. Oh, caro Come Nardi. sta? Non c'è male, grazie. Beh, sa comodo. Grazie. La facevo ancora in clinica. Ma che cosa ha avuto? Niente, un piccolo esaurimento nervoso. E le assicuro che dopo 5 anni di lavoro consecutivo, senza un giorno di vacanza, fra assegni, tasse, cambiali e scioperi, viene il momento del track. Ma niente di grave. Beh, niente di grave. Si figuri che pensavo una cosa e ne dicevo un'altra. Esempio, pensavo di chiedere una sigaretta e dicevo dammi una lampadina. Oh, Ed ero convinto di aver chiesto una sigaretta, eh? davvero? Ma adesso va meglio. Caro lei, avevo perduto tutti i riflessi. Il medico mi batteva col martelletto qui sul ginocchio, tac, e la gamba non si alzava. Beh, vogliamo venire al dunque? Perché lei non ha tempo da perdere, nemmeno io. Guardi, ho esaminato la sua richiesta di finanziamento. Mi pare che lei chieda 23 milioni per potenziare alcune sue brillanti e coraggiose iniziative industriali. Le dico subito, le sue iniziative mi interessano e ho già messo il mio benestare. Ah, carissimo direttore, sono veramente contento, non tanto per i 23 milioni quanto per la fiducia che lei dà a me. Alla mia persona, Alberto Nardi. Grazie, direttore. E quando posso incassare? O anche subito. Bene. Le chiedo però una piccola formalità. Perbacco. Vicino alla sua firma ci dovrebbe essere anche quella della sua signora. Di mia moglie. Già, non per mancanza di fiducia nelle sue iniziative, ma solo per il fatto che la sua signora ha un patrimonio che noi abbiamo valutato intorno a 1 miliardo, mentre la sua industria, mi scusi, essendo sul momento in passivo, ci dà, come dire, poche garanzie. Bene. E dove deve firmare la mia signora? Qui è una pura formalità. Grazie lo stesso, Prego. direttore. Achille. Scusi, direttore, non c'è un'altra uscita? Sì, di là, ma da sul montacarichi. Tanto meglio. Sono le 9:03. Cosa si fa? Non si lavora qui oggi? Commendatore, aspettiamo la busta paga. Perché? Il ragionier Stucchi non vi ha ancora pagato? Albera Lobbia. Carlone, parlati. Commendatore, lei ci dice sempre che noi siamo una grande famiglia, ma io ci dico che siamo una famiglia disgraziata, perché lei ci arriva sempre con la fuoriserie, ma noi da 2 settimane non prendiamo la paga. Prima di tutto non mi piace il tono. In secondo luogo metti giù quella chiave inglese perché non mi fai paura. Terzo, se non siete stati ancora pagati la colpa non è mia ma da ragioniere. Ragionier Stucchi! Bravo Alberto. Ehi tu, si può sapere chi ti ha dato l'ordine di prendere la Flaminia dalla signora? L'ordine me l'ha dato il signor commendatore, se non ti dispiace. Scusa tanto, la macchina del commendatore, la 600, hai capito? Andiamo, dammi le chiavi della Flaminia. Senti, io le chiavi te le do, ma ricordati che non prendo ordine da nessuno. Primo perché sono lo zio del commendatore, secondo perché sono azionista qua sì? dentro. Sì. Sei anche azionista? Io ho venduto il tassi a Roma e 700.000 lire le ho versate qui per incrementare l'azienda di mio nipote, sempre se non ti dispiace. Bell'affare hai fatto. Signorina, mi mandi il ragioniere, Marchese Stucchi. Con permesso, commendatore. Avanti, Fritz Maior. Commendatore, ha letto il giornale? No, cosa c'è? Amichevole e franca conversazione fra Eisenhower e Khrushchev alla Casa Bianca. Siamo in buone mani. No, in 4ª pagina. Presto 2 russi andranno sulla Luna. Bene, 2 di meno. Brigitte Bardot aspetta un bambino e chi se ne frega. Un vecchio rapito da un'aquila. Questo sì che Commendatore, diverte. è sottolineato in Cesaroni rosso, o piange. segnato in rosso. Un ascensore precipita a Brescia dal 7° piano. È il nostro. Si addebita all'incompetenza dei costruttori e si schianta al suolo per il mancato funzionamento del freno. Fortunatamente niente E vittime. bravo Fissimaier. Ma come, dopo 5 anni di esperimenti finalmente riusciamo a piazzare un ascensore col suo brevetto e lei me lo fa precipitare? Ah, scusi, commendatore, ma io in disgrazia sono contento. Ah, è contento? Sì, perché così finalmente ho potuto capire che il difetto stava in tamburo di ammortizzatore. E basta! Basta! Siamo almeno assicurati. Non so, è il marchese che si occupa di cose amministrative.
Stucchi! Buongiorno, commendatore, ben alzato, bella cera. Mi ha chiamato? È mezz'ora che la chiamo, Stucchi. Si giri, Marchese. Cos'è quella giacca col cuoio sui gomiti? Giacca da caccia. Che c'entra la caccia? È una fabbrica questa, Stucchi. La cambierò nel pomeriggio, commendatore. Al letto dell'ascensore? Sì, ho saputo che è precipitato. Abbiamo almeno l'assicurazione? No, commendatore, l'assicurazione è scaduta l'altro ieri. E lei non l'ha rinnovata? No, commendatore, mancavano i din-din. E poi lei stesso mi aveva detto, beh, non precipiterà mica domani. Quantunque io ero sicuro che prima o poi... Anche io me lo precipitava. aspettavo, tutti ce lo aspettavamo. Bene, bravi. Vada via, Fritz Meier. E che non succeda Il più. mio paese si dice sbagliando si impara. Troppo abbiamo sbagliato qua dentro, ora basta! Non ci si può più fidare neanche dei tecnici tedeschi. Commendatore, perché non lo licenzia e lo rimanda in Germania? Ma non può rientrare, lo arrestano, ha un processo in corso. Ragioni politiche. Ma che ragioni politiche? Ha aggredito una bimba di 12 anni. Una bimba di 12 Ah, no? anni. Stucchi, io sono arrabbiato con lei. Perché non ha preparato le buste paga per gli operai? Ah, per due precise ragioni, commendatore. La prima perché non abbiamo liquidi, la seconda perché non avevo nemmeno gli spiccioli per comprare le buste. Lei vada a comprare le buste che al liquido ci penso io. Ah, è combinato con la banca, commendatore? Manca la firma di mia moglie. Dubito che la sua signora firmerà. Ma non sia sempre così negativo e disfattista, Stucchi! Vada, mi compri anche un pacchetto di sigarette. Subito, commendatore. Aspetti! Un pacchetto di seraglio e 4 cambiali. Subito, commendatore. Stucchi! Ma dove va? Da quanto le cambiali? Non me l'ha detto. Ma se lei mi sfreccia sempre via come una lepre! Mi scusi se le faccio queste piccole osservazioni, ma mi lasci finire di parlare. Un pacchetto di seraglio e 4 effetti da 50.000. Sei Lambertone non ci sono. E neanche per Minelli. Neanche per Piazzi, per nessuno. Pronto? Pronto sul mio Cretinetti? Mia moglie. Mia cara Elvira, dove fai colazione? In villa o in grattacielo? Cosa fa, Marchesa? Ascolta, vada via. Senti, Elvira, avrei bisogno di una tua firmetta. Per pura formalità, naturalmente. E non dire no prima di sapere. Che cos'è, Marchese? Qualcosa che non va? No, no. È che mi si fanno dei rimproveri che io ritengo profondamente giusti, ma che vanno fatti con un altro tono. Ma non se la prenda. Lo sa che in fondo le vuole bene, eh? Sì, lo so. E se non fosse per la grande stima che ho di lui, per la sua grande intelligenza, guardi, a quest'ora me ne sarei già Ma andato. no. Non per vantare il mio casato, ma è inutile che lui continui a chiamarmi marchese per poi trattarmi come un fattorino. Cosa vuole, Marchese? Tutti gli uomini geniali hanno le loro estrosità. Ecco, No, il fatto è che li voglio troppo bene. ecco. Se lui mi manda a prendere le serraglio, Lei ci va. e che devo fare? E poi non dovrebbe dimenticare che durante la guerra sono stato il suo capitano. Buongiorno, commendatore. Di che umore è oggi? Buono, canticchiava. No, non ti preoccupare, soldi non gliene do più. Sta telefonando alla mamma. Mamma, mi ascolti? Fallirà. Lo manderò in campagna a guardare la fattoria, se sarà capace. Brava, mi divido così poi devo passargli anche gli alimenti. E poi, mamma, me l'hai data tu questa educazione religiosa. Ma no, mamma, non è sfortunato. È un incapace e un megalomane. Figurati che adesso si vuol mettere contro la Montecatini, non so, vero? Ma vogliamo dire la verità una volta per sempre? Io ho sposato un cretino e me lo tengo. Ognuno ha la sua croce, pazienza. No, non raddoppio. Mammina, prendo il letto stasera e domattina sono da te. Sì. Mammetta, vai piano col poker, eh? Ciao, mammetta. Ciao. Serafina, è venuto il commendatore? Sì, signora. No, guarda, inutile che mi baci perché non sento più niente. Guarda cosa ti ha portato il tuo Cretinetti. Cos'è? Apri. Beh, Non ti ricorda niente? no. Il valzer delle candele? Lo zigano di Biarritz? Il primo ballo quando ci siamo fidanzati.
Bella giornata funesta. Che fai tu lì impalata? Vai in cucina. Uno arriva a casa col sorriso sulle labbra, pieno di idee, di progetti, di entusiasmo. Arriva anche per comunicare a sua moglie le sue gioie, invece, bang! Tutte le volte a botta in testa. Allora comunicamela questa gioia. Quali sono questi progetti? Niente. Per esempio che ho combinato con Lussemburgo un affare di 120 milioni, ecco. Se questo può dirti qualcosa. Non sei contenta, cara? Basta che non sia come quell'affare di 300 milioni con gli ebrei, dove ne hai persi 17. E lascia stare gli ebrei. Quelli mi hanno imbrogliato. Tu lo sai quanto li odio io. Non ti hanno affatto imbrogliato. Loro ti hanno venduto la benzina quando il canale di Suez era chiuso. Tu l'hai rivenduta quando l'hanno riaperto. E che loro sanno fare i loro affari, tu no. Per questo li odi. Perché sei un incapace. È strano, né? È doloroso che tra tante persone che mi stimano, proprio tu, mia moglie, non hai fiducia in me. Perché io ti conosco. Anche il direttore della commerciale mi conosce, eppure mi ha aperto un credito di 23 milioni sulla fiducia, a me, alla mia persona, Alberto Nardi. Strano. Strano, ma vero. Commendatore per lei. Sì. Cara, metti una firmetta. Perché? Così, pura formalità. Una qui e un'altra. Pronto? Uè, caro Minelli, ma cosa fai a Milano con sto caldo? Senta, Nardi, lei mi ha fatto perdere tutta la mattina ad aspettare davanti alla banca. Che ne direbbe se la mandassi in galera? Mi sembra una buona idea. Bene, bravo Minelli, sì, bene, sì. Beh, me la presenti fra 8 giorni, cara. Sigla tutte le pagine, una pura formalità. Firma, Cocca. Sì? Dica, Minelli, dica. Bene, benissimo. Bene, caro, sì. 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 Bene, arrivederla, caro Minelli. Arrivederla e tanti ossequi alla signora. E anche questa è fatta. Bella giornata oggi. Hai firmato? Uè, Perché non firmi? neanche morta. Signore, è pronto in tavola. Il commendatore si ferma? Cosa fai, cretinetti? Mangia a casa? Ma no, lo sai che il mercoledì, venerdì e il sabato mangia al circolo industriali. Ecco, bravo, fatela mettere da uno di quegli industriali la firma. E poi me lo fai conoscere. Sì, cara, te lo farò conoscere, perché a Milano c'è ancora qualcuno che ha fiducia nelle mie capacità. Che ne pensi tu e mammetta tua? Serafina il Barolo! Signora, le ho portato il lambrusco perché il Barolo è finito. Come mai? Ieri ce n'erano ancora 2 bottiglie. E beh, signora, sono sparite. Io non capisco in questa casa, sparisce tutto. Oggi il Barolo, ieri la mia lacca per le unghie che ho portato da Parigi. E quel bell'orologio a cucù della Val Gardena? Non farmi pensare all'orologio a cucù che divento matta. Perché? Ha forse qualche sospetto, No, signora? non so ancora, però sai, io ho naso buono. Un giorno o l'altro lo pesco il ladruncolo. Buongiorno! Buongiorno, commendatore. Che odorino! Buongiorno, mamma Italia! Buongiorno, commendatore. Ciao Lolita, cosa ci prepara di buono oggi, mamma Italia? Spaghetti? No, tortellini. Buoni! Che stappi tu? Cos'è sto vino, Barolo? Sì, l'ha portato lei ieri sera. Lo so. Salta, eh? Salta chi può. Buongiorno, commendatore. Ciao Iride, com'è andato il provino alla televisione? Ah, benissimo. È stata una cosa stupidissima. Pensi, signore e signori, siamo spiacenti di sospendere la trasmissione per un guasto sonoro, ma non è stupidissimo? Stupidissimo! Contenta di Iride, mamma Italia? Oh, mica tanto. Ma sa cosa hanno detto? Che la mia Iride si mangia la S. Beh, la televisione trova sempre dei pretesti, avranno qualche raccomandata. Commendatore, non potrebbe fare lei una telefonatina? Alberto Rabelliati? Meglio di niente. Commendatore, vada in sala a vedere le tendine nuove. Le hanno già messe? Sì, Gioia, con le sue mani. Bene, vediamo queste tende. Ah, belline, stanno proprio bene. Lolita? Tieni, cara, porta a tavola. Iride, vieni qua. Oh, che sogno! È per Gioia. Sì? Deve essere delle candele. Vi piace? Gioia, vieni. Buona, buona. Guarda, ti piace? E lo Va smalto bene? che ti ho regalato io, cara? Sì, è quello che mi hai mandato da Parigi. Bacino. Lolita! Venga! Grazie. Ya. Che bello! Conosci questo motivo? Sì, è il valzer delle candele. Non ti ricorda niente? No? Non lo abbiamo ballato il giorno che ci siamo conosciuti? No, caro, era Oi che mambo. Era Oi che mambo. Eh sì? Ah, oi, che confusione nella mia testa. Oddio, non ti senti bene? Un momento di assenza, cara. È dalle 7 che galoppo, sai.
Mi butto un po' qui, cara, 3 minuti. Senti, perché non mangi prima qualcosa? 3 minuti, cara, 3 minuti di relax. Ti faccio un massaggio al trigemino. Grazie, cara. Non me lo dovevano riaprire. Che cosa, caro? Il canale di Suez. Ma come? Prima me lo chiudete e poi me lo riaprite. Proprio nel momento in cui sto speculando sulla benzina. Allora ce l'avete con me, eh? Sai, cara, partirei oggi stesso, volontario, se si trattasse di combattere ancora contro di loro. Ce l'hai ancora con i portoghesi? Gli inglesi, cara, il canale di Suez è degli inglesi. Ma non ti agitare. Adesso pensa a fare il tuo relax. Gioia! Sì, mamma, vengo. Scusami. Vada, mamma. Gioia, gli hai ricordato l'ultima rata della pelliccia? Mamma, ti prego, brutto glielo vorrei lasciare, l'hai sentito? È lì che galoppa dalle 7. Guarda che io oggi gli parlo francamente, sai? Mamma, ti prego. No, gli parlo, gli devo dire tutto quello che sento. Hoppela! La reveille! Stai bene? Benissimo, cara, è come se avessi dormito 4 ore. Mettetevi a tavola che porti i tortellini. Subito, mamma Italia! Andiamo a mangiare i turtellini! È vero che Napoleone dormiva solo 3 ore? Ah, non solo dormiva 3 ore, ma quando si svegliava dettava 7 lettere contemporaneamente. Vedi, cara, per me sono stati 3 i grandi uomini della storia. Dante Alighieri, Napoleone Bonaparte e poi ci sarebbe stato il terzo che, malgrado i suoi collaboratori, resta sempre un genio. Chi è? Lolita? Una volta lo si diceva, adesso purtroppo non si può più dire. Ah, beh, oggi mi sento bene e mangio con appetito perché, cara, ho praticamente concluso un affare di 120 milioni. Cos'è? È la cambiale della pelliccia che scadeva oggi, ma ne ho già parlato con il ragioniere. 300.000? Lolita, Ci penso vai io, ad cara. aprire. Anzi, scusa se non l'ho pagata subito, ma ho un trasferimento in corso. Cos'è un trasferimento? Un trasferimento è una cosa un po' complessa, cara. È lunga a spiegare, come tutta l'economia in genere, del resto, vero? Buongiorno. Cosa c'è, Stucchi? Cosa fa? Chiedo scusa, donna Italia. Ma come scusi? Stiamo mangiando, scusi. Stiamo Ma che mangiando? fa? Marchese soffia. Cosa vuol dire fallimento? Riferisco testualmente, ambasciator non porta pena. Oh, come corrono! Scusa, cara, ma come vedi non mi lasciano in pace neanche qui. Ma come te ne vai? Sono affari di milioni, mamma Italia. No, cara, conosco la strada, non ti disturbare. L'accompagno, commendatore. Ciao, Iride. Ciao, Lolita. Signorina L'accompagno. Gioia, Lasci mi fare, rispetti. vado solo. Ma la voglio accompagnare. Ma non insista, mamma Italia. Tortellini? Lasci fare, Buoni, eh? Che fa, commendatore? Ah, mamma Italia, shh, una sorpresina per Gioia. Che sorpresina. Ho visto una pelliccia in un negozio. Sa che faccio? Do indietro questa e prendo una pelliccia di visone Ma selvaggio. questo è già visone selvaggio. Ah, no, lei non se ne intende, mamma No, Italia. commendatore, sono 2 anni che lei fa il tira e molla. Prima ci regala la 600 poi con la scusa di portarci una Giulietta se la riprende. E adesso si vuole fregare anche la pelliccia, ma io non gliela do, a costo di tagliarla a pezzettini con le forbici e di buttarla nel Ah, water. mamma Italia, non l'avrei mai creduto che lei scendesse così in basso. Mamma, ma non essere volgare. Ah, che volgare, tu vai di là, molla la pelliccia, Romano. Ma molla la tua pelliccia, bolognese. Ciao, Gioia, ci vediamo fuori. Sì, Alberto! No, lei la mia Gioia non la vede più né dentro né fuori, Romanaccio cafone! Donna Italia, posso uscire? Sono contenta che sia andata così. È lì, perché quando un uomo riesce a vendere la pelliccia della sua donna vuol dire che è finito. Finito? Oh, mi fai ridere. Allora, ti ha proprio stregato. No, mamma, è che voi lo conoscete solo a pranzo. Io invece lo conosco profondamente. E so che arriverà molto, ma molto in alto. Ma dove vuoi che arrivi? Se non avesse la moglie che lo mantiene, a quest'ora sarebbe in galera per debiti. Oh, mamma, non è colpa sua se hanno chiuso il canale di Suez. Canale di Suez? Ma cos'è sto canale di Suez? È stato proprio il canale che gli ha dato la crisi, se lo vuoi sapere. E poi lo hanno escluso dal mercato comune europeo. E poi hanno svalutato la pesetta portoghese. E così tutto gli è crollato addosso. Ma tu come fai a sapere tutte queste cose? Le so, perché lui me ne parla per ore e ore e ore. E tu ti lasci suggestionare da quell'imbecille? Oh, è inutile, non potete capire. Già, perché noi siamo delle deficienti. Solo tu sei la donna eletta. Lui me lo dice sempre. Gioia, non parlare mai in casa di queste cose perché tanto non ti possono capire. Ah, sì? Ti dice così il commendatore? Ma è doloroso dirlo, ma in questa casa a volte mi sento proprio una straniera. Ma andiamo avanti il protesto, avvocato. Ho detto protesto! Faccia gli atti, protesto! Accomodatevi. Una sigaretta, caro Lambertoni? Senta, caro Lambertoni, io riconosco di essere in difetto per questa mattina, ma in questi ultimi tempi sarà il caldo, ma io sono molto distratto.
No, lei non è mica distratto, lei è una biscia. Ma cosa crede di risolvere scappando? Qui ci sono 4 cambiali scadute ieri di 11 milioni. Quindi o lei paga o io lo faccio fallire, sa. Pillole, Marchese. 2. Sto molto meglio. Grazie, non si preoccupi, Lambertoni. Senta, Lambertoni, io qui ho una pelliccia. Del valore di 4 milioni. Faccia vedere, Marchese. Che bestia è questa qui? Visone selvaggio rosé canadese naturale, pelo folto. Oh. Lambertoni, l'ho pagata io 4 milioni, ma a lei gliela do per 3. Pronto? Sono il ragionier Lambertoni. Senta, c'ho qui un nostro cliente. Infila. Beh, inutile che le Infila. dica il nome. Su. Vorrebbe una dilazione. Sì? Offre una pelliccia, dice che l'ha un visone selvaggio. Rosé canadese naturale, senta che pelo. Pressa poco la sua Lei taglia. vedrà. Ah. Sì? La valutiamo 1 milione? Che? 1 milione? Va bene. Allora 1 milione e 8 giorni di proroga. Arrivederla. Va bene. Bene che? Lasci pure la pelliccia e venga a pagare fra 8 giorni. Ma dico, siamo impazziti. Chiedo una proroga di 8 giorni e per 8 giorni vi prendete una pelliccia che costa 4 milioni. Non sono mica io che decido, anch'io sono legato mani e piedi al mio finanziatore. Ma che razza di persona è questo suo finanziatore? È una signora molto per bene che mi affida dei capitali da amministrare al 30% di E me la interesse. faccia conoscere questa signora per bene, questa vampira che da anni mi succhia il sangue come Dracula. Almeno per avere la soddisfazione di guardarla in faccia. Ma che fa, Marchese? Tocca! Caro Nardi, questa signora non sa che io presto i suoi denari a lei ed è molto meglio che non lo venga mai a sapere. Sì. Dia retta a me, non faccia altre Sì, domande. sì. Signorina, arrivederci. caro Arrivederci, Lambertoni. Dai la pelliccia. Nardi. A me. E che fai? Sì. Buonasera, comandatore. Mia moglie dov'è? A quel tavolo. Se vedemo. Sì, se vedemo. Buonasera a tutti, bella brigata, vita beata. Come va, donna Carla? Come sta, donna Erminia? Carissimo. Conoscono il mio amministratore Marchese Stucchi? Buonasera. Buonasera. Ciao, Stalì. Buonasera. Cosa fai, su? Conosci Oscar? Ti ricordi l'anno scorso al porto? E come no? E la ragazza? Che c'è? La nostra pelliccia. Nostra? Hai capito? Su, Alberto, siedi. Sì, cara, cameriere? Ma subito. Di chi è questa pelliccia? È mia, no? Come va lei, Nardi? Benissimo, architetto, che se ne dica. Comandi, signore. Osso buco. Osso buco anche per me. Si siede, Stucchi, ci penso io. Ah, è tua la pelliccia? Ti piace il mio visone, cretinetti? Moltissimo, cara, ma scusa se ti faccio questa domanda in presenza dei tuoi amici. Come l'hai avuta? Un'occasione. Pagata molto? 1 milione. Ma come hai fatto ad averla per così poco? È proprio visone selvaggio. Tesoro, rosé canadese naturale. Rosé canadese naturale, pelo folto. Tu, Elvira, hai proprio il senso degli affari. Vedi, qui a Milano c'è molta gente che fa il passo più lungo della gamba, poi si trova in difficoltà e svende. Ma c'è subito pronto lo strozzino. Ma se esiste qualcuno lassù, e io credo che esista, questo qualcuno un giorno punirà lo strozzino. Io penso che se c'è qualcuno lassù punirà anche i cretini e i megalomani. Sei straordinaria, Elvira. Hai sempre la battuta pronta. Ma non c'è mica tanta da ridere, sai, architetta. Mi sai dire, cara, che cos'è un megalomane? Un megalomane è uno che si crede superiore a tutti, invece è un cretino ridicolo che si circonda di incapaci. Ha afferrato il senso, Stucchi? No, veramente non ha afferrato l'ultima parola. Ho detto che il megalomane è uno che si circonda di gente mediocre per sentirsi superiore. Effettivamente, ho sempre pensato anch'io che esistono degli uomini superiori e degli altri inferiori. E quali sarebbero questi uomini superiori? Beh, Bartali nel suo ramo era certamente superiore agli altri. Pensate che aveva 47 pulsazioni al minuto. Erminia, smettila. Anche nell'industria esistono i superuomini, i Rockefeller, i Ford, i Morgan. Ma mi faccia il piacere, lei. Gente nata in America dove se chiedi un prestito te lo fanno e ti dicono grazie. Ma lascia stare l'America, che se uno vale qualche cosa diventa qualcuno anche qui. Sì, e fammelo vedere questo qualcuno. Subito, quello là per esempio. Carletto! Oh, Elvira! Chi è? Fenoglio, 70 miliardi. Simpatia mia. Non t'avevo visto. Comodi, comodi. Come sta la mamma? Sta bene, su in Svizzera, parto adesso, vado a trovarla. Brava. Allora me la saluti da parte mia. Le dici, Fenoglio ti saluta. Grazie, caro. Tu conosci mio marito? No, tanto piacere. Molto lieto.
Vedi Alberto, questo è un uomo che dal nulla è diventato uno dei più grandi industriali d'Europa. Beh, non esageriamo. Io dico sempre che nella vita quello che conta è avere un po' di fortuna. Tutto qui. Mi fa piacere che lei dica così. Proprio lei, Fenoglio, che per me è un dio. No, lo è, ma che scherziamo, perché anch'io la penso così. Negli affari è solo fortuna. No, solo fortuna no. Negli affari ci vuole anche un po' di testa. Buonasera e buon appetito a tutti. Altrettanto, caro. Ciao. Arrivederci. Ah, permette, signor Commendatur. Commendatore, colgo l'occasione per parlarle di un certo progettino. Sì. Ci sarebbe un brevetto da rilevare, freno per ascensore Fritzmeier. Facciamo così, lei mi fa un assegnino, mi dà 20 milioni e la faccio mio socio. Stasera. Guardi, adesso non ho tempo, c'è qui un tedesco che mi aspetta. Fra qualche mese magari, quando torno dalla crociera, mi telefoni, Arrivederla, Almiraghi. Nardi, Alberto Nardi. Almiraghi è mia moglie. Ah sì, è vero, Nardi. Arrivederla, Sì. Nardi. Al tedesco. Chi è quel romano? Oh, sono questi torretta tutti. Ciao a tutti. Ciao, caro. Ciao. Tesoro, addio. Ingegnere, arrivederla. Ciao a tutti. Ma come te ne vai? Io devo parlarti, 2 minuti. Parla pure, ma fai presto perché ho fretta. Amedeo, tieni, metti in mano. Vai in villeggiatura, io sono con l'acqua alla gola. Vai pure se vuoi. Ma lasciami almeno un po' d'ossigeno. Per regalare le pellicce alle tue amanti. E allora tu? Che finanzi sempre gli altri e a me no? Eppure quando noi ci siamo sposati davanti a Padre Agostino, abbiamo deciso di dividere tutto. Io ti ho dato il mio entusiasmo, le mie speranze, la mia intelligenza, ma tu che cosa mi hai dato? 70 milioni in 5 anni? Un assegnino di 20 milioni al credimetti tuo. Vuoi altri soldi? No, neanche un centesimo. Posso commettere una follia? Ne hai già commesse tante, una più, una meno. Guarda che questa volta ne commetto una grossa, io apro il gas! Tanto a te cosa costa? La bolletta la pago io? Andiamo. Mirabella! Questa brutta, a te tua madre. Niente? Niente. Non ti do più un centesimo, mi ha detto. Ma è meglio che sia andata così, Stucchi. Questa sera ho appreso una grande verità. Quale, commendatore? 2 passi, Marchese? Commendatore, mi diceva che questa sera ha appreso una grande verità. Quale? Che ci sono delle persone che in vita non producono, che tengono bloccati i capitali e opprimono gli altri. Ma dopo la loro morte questi capitali vengono svincolati e diventano produttivi e danno lavoro ad operai, impiegati ed anche a lei, Stucchi. Commendatore, lei mi ha già tenuto questo discorso un'altra volta. Non so se ho atterrato il concetto, ma mi pare che lei desideri la morte della sua signora. O mi sbaglio? Faccio un esempio. Se lei vede una bella donna che si spoglia, che fa? Beh, la desidero, ma mi freno. E anch'io mi freno. Ma nessuno mi può impedire di desiderare che mia moglie non ci sia più. Senza farle del male, senza dolore, ma che non ci sia più. Commendatore, non si ecciti, che poi le sale la pressione. Ha ragione, Marchese, mi dia una lampadina. Commendatore, sa che ha detto lampadina. E come, non me ne sono accorto? Credevo di dire sigaretta, ho detto lampadina un'altra volta. Albè, che va a casa a piedi? No, niente, commendatore. Che fa, Marchese, mi sostiene? Commendatore, vada a casa, si riposi. A casa, Armando. È molto eccitato. Che ha detto lampadina? No, ma lascio bene. Attenzione, la signora Almiraghi è chiamata al centralino telefonico L'altra, dai. numero 2. Ha detto Almiraghi. Mi sembra, signora. La signora Quant'è? Almiraghi è chiamata Oddio, la al mamma. centralino telefonico numero 2. Amedeo, attento al visone. È successo qualche cosa alla mamma. Fra quanto parte il treno? 4 minuti. Pronto? Buonasera, signora. Sono il marchese Stucchi. Disturbo? Certo che disturba. Cosa succede? In fretta perché ho pochi minuti. Signora, suo marito ha detto ancora una volta lampadina. E lei mi ha fatto scendere dal treno per questo? No, guardi, Stucchi, questa storia della lampadina non mi convince affatto. La fumi pure. Sa, mi sono costate anche troppo queste sue lampadine. Certo, lo so, con 12 milioni lui sana tutto. Caro Stucchi, troppe volte ho dato ossigeno alla vostra azienda. Guardi che ho fretta, vero? Sì. No, Marchese, se anche lui fallisse il mio nome non c'entra affatto. Io rimango sempre la signora Almiraghi.
E per un errore di scambio, la vettura di coda, una carrozza a letto, si è sganciata dal convoglio ed è precipitata nel sottostante lago profondo in quel punto oltre 30 metri. Ecco l'elenco delle vittime. Luigina Alberti, Fulvia Costi, Antonina Lecco, Rosy Cottenberg, Luigi Fassi, Almiraghi Elvira. E il chi che arriva? Ecco il commendatore. Battiamo la fiacca? Sono le 9. Beh, Commendatore, ha letto il giornale stamattina? che c'è? Qualche brutta notizia? È precipitato un altro ascensore. Faccia vedere. Commendatore, ci sono dei momenti nella vita in cui l'uomo deve essere forte e attaccarsi alla fede. Una disgrazia. Il rapido Milano-Zurigo Che è successo a Rapido Milano-Zurigo? ha deragliato, commendatore. Oddio, quello di mezzanotte. Sì, commendatore, quello che ha preso la sua signora. La mia signora era sulla vettura di coda. Che è successo alla vettura di coda? Niente di grave, non si ecciti. Marchese, tanto prima o poi bisogna dirglielo. Commendatore, la vettura a letto si è staccata ed è caduta nel lago. Ci sono feriti? Tutti, commendatore. E lei? È grave? Non fatemi stare in pena. Anche se è grave, anche se è gravissima, ditemi tutto. Commendatore, lei deve essere forte, preparato a tutto. Allora è andata. Ditemi che la mia Elvira non c'è più. Non s'allarmi, commendatore, è gravissima, ma non Faccia è vedere, morta. faccia vedere, Stucchi. Dov'è Stucchi? È qui. Dove? Oh? Non c'è il nome suo fra i morti. È qui, commendatore. Almiraghi Elvira. Allora è vero. È vero, Stucchi? Caro giovanino. Coraggio, commendatore. Dove è andata la mia stellina bella e buona? Coraggio. È andata in cielo. Fate coraggio. Zio? Hai sentito che botta? E beh, Pianga. Commendatore. Cara. Bella. Pianga. Elvira? Che disgrazia. Elvira? Elvira? Pianga. Pianga. Elvira! buongiorno Lambertoni. Buongiorno. Ha saputo della disgrazia? L'ho letto sul giornale, che roba tremenda. E come ha preso la notizia? Coraggio, e come la tua via? Ditemi che non è vero. Ce l'ho qui davanti agli occhi. Abbiamo avuto anche un piccolo litigio prima della partenza. Le ho detto perfino strozzina. Ma qual è quel matrimonio che non ha le sue piccole ombre? Pianga, commendatore, le farà bene. Magari, ma non ci riesco. Beva un goccetto di whisky. Ah, questo sì. Posso andare, commendatore? Posso andare? Sì, vattene. Sì, vado. Condoglianze, commendatore. Chi è? Lunedì scade la proroga. Lambertoni. Proprio oggi viene per le cambiali. Commendatore, le pare questo il momento di parlare di soldi? Grazie, caro. Ma com'è successo? E come è successo, Lambertoni? Fatto sta che la mia Elvira ieri era qui che saltava e ballava e oggi si trova bloccata in fondo a un lago. Comunque i giornali dicono che ora mandano da Pallanza gli uomini Rana per il recupero. Il recupero della salma. La mia Elvira non c'è più! Che uomini rana! Ardi ha il dovere di essere forte. No, non si può vivere 10 anni insieme dividendo le piccole gioie e i dolori e poi improvvisamente arriva uno e ti dice la tua Elvira non c'è più! Pianga, commendatore, le fa bene. Ah, non ci riesco. Sì? E Heisenberg dei cucinetti a sfera. E per le scadenze cosa devo rispondere? E che deve rispondere? Che deve rispondere? In questo momento mi parlano dei cuscinetti a sfera. Ci parlo io. Ecco, passa a lui, Fritz. Passa. È l'amministrazione? Sì, sono Lambertoni. L'ha letto sul giornale. Era nella carrozza a letto. Eh sì, è chiaro che da questo momento diventa solvibile. E già, eredita tutto lui. Sì, eredita 600-700 milioni. No, sono molti di più. Ma che scherziamo? Che fanno, Marchese? Sono molti di più. Ma non ha altri parenti? Ma che parenti? Passa tutto a me. E la mamma? E la mamma prende la legittima, no? E il resto è tutto mio. Ma non parliamo di denaro, Stucchi!
Beva un goccetto, commendatore, le fa bene. Cin. Perché? Cin. Commendatore, non ho parole. E che vuoi di? Ormai le parole non servono più. Commendatore, noi riprendiamo il lavoro. Bravi, sento che ora mi siete amici. Tanto più che da oggi la fabbrica si sviluppa. E voi sarete pagati di tutto, compresi arretrati, tredicesime e ferie non godute. Andate, cari, andate a lavorare. Va? Addio, Marchese. Scusi, commendatore, dove va? Come dove vado? Sul luogo del disastro? Se permette l'accompagno io. Grazie, Lambertoni, grazie. Scusi, commendatore, scusi se le parlo di cose un po' pratiche, bisognerà pensare ai funerali. Ah, pensi a tutto lei, Marchese. Sì, commendatore, ma Che? non ci sono spiccioli. Lasci No. stare, faccio io. 200 bastano? Facciamo 300, ragioniere. Commendatore, vogliono il telefono. No, non ci sono per nessuno. La signorina Gioia. Vattene. Gioia, hai appreso il decesso? Sì, Alberto. Sì, caro, l'abbiamo appreso. Una bomba. Non ti dico niente, so che sei forte. Fai almeno le condoglianze, digli che gli sei vicina, se ha bisogno di te, di noi. No, io sono tranquilla. E si vede che era già scritto nel libro del destino. Tu sai che io ti sarò sempre vicina. Sì, stammi vicino. Sì. La salma la portiamo in villa? Buongiorno, commendatore. Abbiamo ricevuto la sua corona, la più bella di tutte. È una gran brutta storia. E lui, il marito? Mio nipote è sul luogo del disastro. Ciao, commendatore. Ciao, Fontana. Hai visto come si fa presto? Ma, figurati che solo l'altro ieri quella poverina mi chiede di comprarle certe azioni straniere. Io le dico, guarda che fai un brutto affare. Invece non sono salite di 200 punti. Caspita. Mi dispiace che è morta, se no gli direi brava. Non sbagliava mai. Negli affari valeva più di suo padre. E suo marito lo conosci com'è? È un fenomeno. Cosa vuoi che ti dica? Fino a ieri non era nessuno. Ma oggi, come vedovo della nostra Elvira, è uno che ha il suo peso sulla bilancia. Ma la morta, perché la portano qua invece di portarla in città? Questa è la casa dove è nata e dove è vissuta da ragazza. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, lei è il marchese Stucchi? No, Marchese, vieni un po' qua. Buongiorno, marchese. Buongiorno. Noi vorremmo parlare con il commendatore per un certo affare. Ma non hanno saputo della disgrazia? Sì, proprio per questo. Noi stavamo per firmare un contratto con la povera signora. Potremmo vedere il commendatore. Non è il momento. È una cosa di una certa urgenza. Scusatemi, signori. Prego, prego. Senta, io sono il zio del vedovo. È un affare buono. Tenga. Ecco. E dia 200 lire al ragazzo. Le candele vanno nella camera ardente. Senta, Marchese, non pensa che sia il caso di fare un giretto di controllo? E insomma, di chiudere tutta a chiave, lei mi capisce, fidarsi è bene, ma sono questi i momenti in cui la servitù ne approfitta e l'argenteria sparisce. Li manda la contessa Bufalori. Grazie, Serafina. E faccia chiudere anche le lenzuola. Marchese, aspetti, e non mi spreci via come una lepre. Ha pensato per il pranzo? Perché si mangia? Ma certo che si mangia, qui tra un'ora saranno tutti affamati. Oh, ecco il marito. Eccolo. 30 metri sott'acqua. Ho parlato con il palombaro. La vettura letto si è trasformata in una bara liquida, caro Stucchi. C'è anche il commendatore Fenoglio. Ah, commendatore Fenoglio. Caro Almiraghi. Nardi. Almiraghi era la mia povera Elvira, commendatore. Non ho parole. Grazie a tutti. Sento che mi siete tutti vicini. Non avrei mai creduto di avere tanti amici. Oh, padre Agostino, grazie di essere venuto. È terribile, padre, è terribile. Fatti coraggio, figliolo. Ricordi le mie parole quando vi sposai. Sarete uniti fino alla morte. Ed ora il momento è venuto. E non si può più tornare indietro. Ma sei sicuro? Di che? Le vittime non sono state identificate tutte. I giornali esagerano qualche volta. Non bisogna ancora disperare. No, padre, è inutile illudersi. La mia Elvira riposa laggiù, in fondo al lago. E nessuno può farla resuscitare. Spera, figliuolo, e abbi fede. Vado a vedere la camera ardente, vado. Va, figliuolo. Cara. Pianga, commendatore, le farà Magari, bene. ma non posso. Povero commendatore. La camera ardente, per In favore. fondo a sinistra. Condoglianze, Grazie. commendatore. Un fulmine a ciel sereno. Brave, Venga, un brave. Sì, fiori dappertutto voglio.
Ma no questi, oh, fiorellini, fiori semplici di campo, li amava tanto la mia povera Elvira. Era tanto buona. Eh? Era tanto buona! Era buona? Dillo a me, dillo. Chi è questo? Commendatore, le pompe funebri. Ah, faccia lei queste cose, stupide. Bisogna decidere, commendatore. Vuole vedere, commendatore? Ci sarebbe il trasporto a 4-6 cavalli con pennacchio e palafrenieri. Oppure il furgone di seconda classe o il furgoncino di terza. Decidiamo per i 6 cavalli. Che cavalli? Che pennacchio? Mia moglie non aveva mania di grandezza, l'ha sentita anche lei ieri sera, no? Né pennacchi né cavalli, furgoncino, come tutti noi. Era una donna semplice, la mia Elvira, furgoncino. Un pochino di brodo, commendatore. No, non mi va. Io lo mando alla signorina Gioia. Dov'è la signorina Gioia, in cucina? Sì, ha fatto tutto lei, tanto brava. Brava e buona la mia. Chi è quello in magna? È il signorino Oscar. Oscar, l'amico della signora? Sì, lo sapeva anche lei, commendatore. Le voleva tanto bene. Ha pianto tutto il giorno. Adesso magna però. Serafina, presto. Presto, mi raccomando, ben condite che sono per il commendator Fenoglio. Ho detto le corone di metterle dall'altra parte. Presto, delle altre. Signorina, per cortesia, un altro po' di prosciutto magro. Senz'altro, Serafina, il prosciutto magro per il commendatore. Grazie. Aspettiamo al massimo fino alle 6 e poi ce ne andiamo tutti quanti. Belle queste tagliatelle. Te l'ho fatto in casa? Le ho fatto io con le mie mani. Oh, che brava. Complimenti. Grazie, buon appetito. Grazie. Ma chi è quella? Ma? L'ho chiesto anch'io, ma non si è capito bene. La miseria, ogni volta che mi gira le spalle, mi s'annebbia la vista. Ce l'ho presente come se fosse adesso. Suonavano il valzer delle candele. Lei venne avanti e mi disse: Romano? Sì, dico io, ma vivo a Milano. Così ci siamo conosciuti. Chi ride? È il commendator Fenoglio. Chi non ha provato non può capire. Fatto sta che la mia Elvira non c'è più. Commendatore, condoglianze vivissime. Grazie. Chi sono? Commendatore, la sua povera signora stava comprando dall'ingegner Sabatini, tramite l'avvocato Girondi, una solfatara nel Lazio del costo di 30 milioni. Marchese, proprio adesso me ne parla. È un buon affare? Interessa la Montecatini, noi comperiamo a 30 e tra un mese vendiamo a 70. Se si tratta di levare l'affare alla Montecatini. Ma come mai Elvira mia non aveva firmato? Commendatore, la povera signora non ebbe il tempo materiale di firmare. Le sfido io. 30 metri sott'acqua. Vada tranquillo, commendatore, vedrà che è un buon affare. Dove devo firmare? Ecco qua. Alberto, c'è qui Rabagliati. Caro Alberto Rabagliati. Commendatore, condoglianze, Grazie. L'ho chiamato per la messa cantata. Ah, bravo. Che ci canta? Beh, commendatore, avrei pensato all'Ave Maria, la presente, no? Quella di Schubert. Ave Maria, grazia plena. Bravo. L'amava tanto la mia Elvira questa. Adesso venga con me in cucina, così intanto ci mettiamo Sì, d'accordo vengo. sul Sì, fallo mangiare. Su, Sì, con la corda. Commendatore. Ah, marchese mio. Io mi sono stufato di aspettare. Quando crede che arriverà la salma? La radio ha annunciato che i palombari hanno recuperato tutte le salme meno una. Meno una? Sì, commendatore. C'è ancora un filo di speranza. Vino, produzione 59, 110 ettolitri. Foraggio 500 quintali. E questi 40 che sono? Ma questo è formenton. Allora scriva, marchese, 500 foraggio e 40 frumentone. Ah, grazie, Gioia, grazie, cara. Marchese? Ma qui c'è un'invasione di Marchese? zanzare. Gioia, Grazie. fai spegnere la luce su nelle camere, per favore. Sì. Serafina, spenga la luce nelle camere da letto, altrimenti entrano le zanzare. Gioia, cara, fai portare ancora 2 fette di melone. Certo. È di nostra produzione il melone. Li aveva fatti piantare la povera signora. Beh, vogliamo vedere questi boini? Ecco, vede, capiti bestiame 73. Marchese, volti il foglio, non sente una voce nuova, bovini. Io vi venderei sti bovini? Pure io.
Ma la povera signora aveva dato disposizioni proprio per incrementare la produzione. Giordano, ormai la signora non c'è più. Poveraccio. E tu fa quello che ti dico io. Ma vede, l'anno scorso con i soli bovini abbiamo fatto 3 milioni e 8 puliti senza il concime. E state zitto, Giordano, che ne sai tu? Tu sei bifolco. Ma che bifolco? Io sono il fattore. Che? Fattore o bifolco? Bifolco. Lo senti, sei bifolco. Lasciatelo dire da me che so industriale. Se noi trasformiamo questi bovini in liquido e li mettiamo negli ascensori, noi guadagniamo 10 volte tanto. Che fa Marchese? Dice no? No, dicevo d'accordo. Ma guardi, prima di prendere una decisione, venga a dare un'occhiata alla stalla. Così si farà un'idea. E andiamo a dare un'occhiata alla stalla, va? Andiamo. Gioia, vieni anche tu. No, caro, mi metto sul divano a fare un po' di Vai, relax. cara, va. Giordano, caro, bisogna che ti adatti all'idea che sono io il padrone adesso. Ah, Marchese? Comandi? Io sono dai bovini, se arriva la salma mi fa chiamare. Senza fallo. Giordano, io non so neanche quali sono le mie proprietà. Quando era viva la povera signora, qui io non ci potevo mai mettere piede. Evviva. Evviva. Buonasera. Oh, e tu che fai qui? Da dove vieni? Sono arrivato adesso con la signora. La signora? Quale signora? La signora Elvira, l'ha portata in Svizzera con la macchina? Ma non stava sul treno. Ma no, Marchese, gliel'ha fatto perdere lei con la sua telefonata alla stazione, si ricorda? Beh, io me ne vado, caro Marchese. L'avevo presa piccinina la fregatura. Dove sta la signora? E di là, è entrata in casa. Tagliapelle. Com'era buona? Com'era buona? Terapina? Disturbo? Mi scusi, mi ero addormentata un momento. Ah, se sapesse quanto abbiamo avuto da fare. Capisco. Chissà quanta gente. Lei è un'amica? Una congiunta della povera signora? Veramente la povera signora sono io. Oh. Oddio. Già. Forse è meglio che io tolga il disturbo. No, cara, nessun disturbo. Anzi, mi sono sempre domandata che faccia avesse l'amica di mio marito. Oh no, lei fraintende, signora. Fra me e suo marito non c'è mai stato niente di materiale. Una relazione platonica. Non capisco. Voglio dire una relazione puramente spirituale. Ecco, ho trovato la parola esatta, sì. Siccome io ho una grande ammirazione per l'intelligenza eccezionale di suo marito, lui dice che soltanto io lo comprendo e nei momenti di abbattimento gli sono sempre stata vicina. Hai fatto bene, specialmente adesso che gli è morta la moglie. Mia cara signora, che meravigliosa sorpresa. Permette che l'abbracci. Caro Marchese. Con permesso. È stato tutto merito suo. L'ho saputo, ma per carità, signora, diciamo che è stato il destino. E il mio Cretinetti? È un uomo distrutto. E dov'è quest'uomo distrutto? È andato a dare un'occhiata ai bovini. Ai bovini. Ai bovini. Ai bovini. Ah, fresco. Ti piace l'ovetto? Tiè. Adesso, commendatore, Come si dice? Bacia il padroncino, eh? dovrebbe Fammi lavorare sti assaggiare bambini, un eh? pochettino del nostro latte. Quanto ne facciamo di latte al giorno? Latte, 600 litri al giorno, commendatore. Ah, forse sì. Vacche olandesi. Cosa ne dice? Ah, questo sì che ci voleva, vedi? Sai che assaggerei, Giordano? Un'altra scheggetta di quel pecorino. Va bene, lo vado a prendere. Margherita, Margherita, accompagnati il commendatore a vedere i bovini. Io vado. Accompagnami tu, eh? Che belle bracciotte toste che c'hai. Come ti chiami? Margherita. Margherita ti chiami. Sei bella nutrita, sei, Margherita. Vieni, che c'è paura, vieni. Vieni, Margherita. Margherita, sono il padrone tuo io, vieni quando scappi. Vedi, Giordano, tutti erano convinti che mia moglie fosse un'aristocratica. Ma io che ero il marito e la conoscevo profondamente, ti dico, che aveva una mentalità ristretta, piccola e meschina, di origine contadina, come la madre. Ha sentito? È in giardino col fattore. E adesso chi gli darà la notizia? Bisognerebbe prepararlo pian pianino. Vuole che vada io? No, cara, non si disturbi. Lei ha già fatto anche troppo per mio marito. Vado io.
E non è che sono cattivo, caro Giordano. È che io lottizzo il terreno, faccio le strade e vendo le case popolari. E va bene, oramai padrone lei, faccia come vuole. Ecco, bravo, l'hai capito, Giordano? Buonanotte. Buonanotte. Gioia! Gioietta cara! Vieni a mangiare una fetta di melone fresco? Ah, hai capito il bifolco? Mi voleva convincere di incrementare la produzione dei bovini. Perché lui ruba, ecco perché. Ah, ma io vendo tutto. Dice, ma la sua povera signora? Ma che te frega della povera signora? La signora non c'è più e io mi vendo il bovino. Ah. Alberto? Oi, bifolco! Ah. Alberto? Cosa fai, cretinetti? Parli da solo? Son qui tra le tue braccia ancor, avvinta come l'edera. Son qui, respiro il tuo respir, son l'edera legata al tuo cuor. Sono folle di te e questa gioventù. Ciao. Ciao. Elvira, la nostra rediviva, lascia che ti abbracci. Caro Fenoglio. Caro Almirante, ha visto che bello scherzetto ci ha combinato la nostra Elvira? Davvero un bello scherzo. Sai cosa mi costa questo scherzetto? Ah. Di. 300-400.000 lire. 30 milioncini. 30 milioni. Ma come ha fatto in 24 ore? Si è messo in testa di fregare la Montecatini, ti ricordi? Ma no, e come? Ha comprato la solfatara. Quella che volevano affibbiare a te. Scusa, se non ho firmato c'è una ragione. No, lui quello che gli mettono davanti firma. Ma meno male che è rimasto vedovo solo 24 ore. Poi non ti dico lo sperpero, sai? Sentici di Lara Pagliatti. Lo Ma sai cosa mi costa? Doveva cantarmi la messa funebre. Lui? Sì. Ma lì ci voleva un tenore lirico spinto. Vieni a bere, Carletta. Sarà meglio. Poverino, finalmente piange. Strano. Durante l'attesa della salma ci ha provato tanto, poverino, ma non c'è proprio riuscito. Commendatore, chissà cosa ha provato a vedersela viva davanti. Signora, sono cose che se uno non ha provato non può capire. Lo credo. Suo figlio? Sì. Beh, ragazzo. Mamma, andiamo a vedere la televisione. Mi ha fatto male il cos'è? signore con quello schiaffo. Hai visto, Alberto? Avevo ragione io, non dovevi disperare. Non devi piangere, figliolo. Devi ridere. Devi ridere. E che te ridi? Ci provo, ma non ci riesco. Oh, Gioia! Come va, cara? Vieni che ti presento un mio caro amico, il commendator Fenoglio. Io lo conosco già, l'ho visto ai tuoi funerali. Ma come si fa a dimenticare un così bel Elvira, porciolino? Elvira, vieni a vedere la televisione. Cosa c'è la Tu, televisione? Alberto, Facciamo sai. quattro salti? Veramente? Non l'ho più lo sprint una volta. Boh. Perché sei venuta? Ma mi ha invitato tua Cosa? moglie. Mia moglie? Vuol portarmela via, eh? Ma non è mica più vedovo, sa. Cosa devo fare? Il lago si è richiuso sul tragico vagone trasformandolo in una bara liquida. I sommozzatori procedono alacremente nella loro opera di recupero. Lei, signore, dove si trovava al momento del disastro? Miserile con la mia donna, ho sentito un botto, ho detto avanti. Invece era il treno che bollava giù. Grazie. Tra i primi ad accorrere sul luogo del disastro, il marito di una delle vittime, il giovane e noto industriale Alberto Nardi. Ha qualcosa da dirci, commendatore? Mia moglie è deceduta e io non ho niente da dire. Alla telecamera, prego. Dico che sono rimasto vedovo, perciò non ho niente da aggiungere. No. Per il pagamento di quella tratta dovrebbe passare fra qualche giorno, perché il commendatore è in ritiro. Sì, è in convento, sì. Sì, pronto? Buongiorno. Pronto? No, il commendatore non c'è in convento. Per gli esercizi spirituali. Sì, da Padre Agostino. Ma signorina, in fin dei conti, si può sapere quanto durano questi esercizi spirituali? Perché sono 2 settimane che ciappon più la paga, lo sa o non lo sa lei? Che il mettagioco è l'affare, il commendatore è in ritiro. In ritiro, Pronto? mi so come fa l'altra volta. Chi è lei? Sono l'ufficiale giudiziario. E che cosa vuole, scusa? Sono venuto per il sequestro. Lei è socio? Socio io, ma per carità, io manco lo conosco, mio nipote. Ma il commendatore dov'è? È in ritiro da Padre Agostino. Da Padre Agostino? Sì, quello con la barba. Veda, a mio nipote gli è venuta una forte crisi religiosa. Una crisi religiosa? E vabbè, intanto io sequestro i mobili. E sequestri pure.
Senti, senti, senti il cardellino. Vieni, lo vedi il cardellino? Prova anche tu, vediamo se ti risponde. Ha sentito, padre? Mi ha risposto. Lo vedi, Alberto? Rinunciando ai beni materiali si diventa padroni del mondo intero. Si può conversare con il cardellino, godere di un bicchiere di acqua fresca e banchettare con pane e noci. Commendatore! Commendatore, la corriera! Presto, commendatore, se no perde la corriera. Vengo subito. Ti ho preparato questo sacchettino di noci, così si ricorderà di noi. Grazie, cara. Grazie anche a lei, padre Agostino. Ah, quanto avevo bisogno di una voce amica, di una parola di conforto. Lei mi ha sempre consigliato bene, padre Agostino, anche durante la guerra, quando mi spinse a fare il mio dovere. Senza esagerare, figliuolo, come hai fatto tu. Senti, Alberto, ho l'impressione che quando io ti parlo tu non mi capisca. No, no, padre, quando sono entrato qui avevo una gran confusione in testa. Ma adesso vedo tutto chiaro davanti agli occhi e niente mi fa più paura, neanche la morte. E così deve essere, figliuolo. Che cos'è la morte per un buon cristiano? La morte è perfetta letizia. Non può immaginare quanto mi fa piacere sentire da lei queste parole. Mi sento più leggero, più deciso. Commendatore! Arrivederla, padre Agostino. Arrivederla e grazie di tutto. Ciao, Alberto. Spero rivederla presto, padre. Ti manderò i fichi quando saranno maturi. Non può rendere, padre. In questa settimana di mistica solitudine ho potuto riflettere su molte cose importanti della vita e anche della morte. Ho capito che a un certo momento ognuno di noi si trova di fronte a un bivio. Mi ascolta, Stucchi? Ascolta, commendatore. Insomma, ho capito che da una parte c'è la vita moderna del XX secolo con la folle corsa al denaro e dall'altra parte c'è la rinuncia, solo la rinuncia. Non c'è via di mezzo. Bravo. Lei ha scelto la rinuncia. Ma che dici? Ho scelto la corsa al denaro e ho capito che la mia strada è quella dei grandi affari. Sono venuto con delle idee chiare. Vi propongo un affare di 1 miliardo da concludere entro 2 mesi. Prendete una cassa, sedetevi e ascoltatemi. Bene, comodi? Commendatore, lei ha forse rinunciato al mio prefetto? No, Fritz Meier. Io non mi sposterei dagli ascensori. Abbiamo sacrificato 5 anni della nostra vita nel ramo ascensori. Abbiamo subito critiche, umiliazioni, crisi. E su questa strada dobbiamo riprenderci per dimostrare a noi stessi che avevamo ragione. Che vuoi? Albè, a me se mi ridare 700.000 lire che ti ho prestato, mi ritiro e me ne torno a Roma. E che sommato? Io non te le ridò i 700.000 lire. Ah, no? No, perché entri con me nell'affare e non riavrai 700.000 lire, ma 7 milioni e forse 17. Adesso fatemi finire perché voglio arrivare al punto. D'accordo, sentiamo di che si tratta. È l'uovo di Colombo. Seguitemi con attenzione, eh? È un progetto ancora in embrione, vero? Supponiamo, per pura ipotesi, che questo sia l'ascensore di casa mia, con motore e freno ausiliario su brevetto Fritz Meier. E questa è la cabina. Apparentemente è una cabina normale, e invece non lo è. Perché? Perché noi durante la notte abbiamo allentato le viti del pavimento, in modo che una pressione di qualche chilo sia sufficiente a farlo staccare. A quale scopo? La prego, Stucchi, non mi interrompa, mi lasci finire. Dunque, premendo il pulsante, supponiamo, del 19° piano dove abito io, la cabina sale lentamente e si arresta al livello del pianerottolo. Lentamente la porta si apre. Qui entra in scena l'elemento umano. Supponiamo che la persona che ha chiamato l'ascensore sia la mia signora. Sua moglie? Sì, mia moglie. La signora Elvira entra nell'ascensore, il pavimento della cabina si stacca e la poveretta precipita dal 19° piano sfracellandosi al suolo. E io eredito 1 miliardo. Che ne dite? Commendatore, c'è il ragionier Lambertoni. Vi lascio soli, pensateci un po'.
Ecco qua. A chi il caffè freddo? A me. C'è zucchero? Sì. Sempre ti dico di non mettere zucchero. Bitter. Dammi pure la brioche. No, la brioche è mia. Cappuccino e brioche. Signor Marchese, visto che smobilitate, dice la padrona se vuole pagare quelle 37.000 lire. Non è il momento, vai, vai. Ho capito. Stia tranquillo che salderò il mio debito non appena avrò... Basta, non mi dica altro, questi basta. sono affari suoi, io non c'entro. Bene, bene, bene. Allora, con questi 2 milioni che le do adesso, il suo debito arriva a 12 milioni e 300. Esattamente. E lei si impegna a restituirmene 20? Ai esequi avvenuti. Per piacere, Nardi. Senta, Nardi, io sono molto affezionato alla sua signora, quindi la prego, non mi parli più di questo affare. Le do solo un consiglio. Da fratello, stia bene attento e curi i dettagli. Ma stia tranquillo, Lambertoni. Faccia conto di avere i suoi 20 milioni in banca. Signorina, e non si preoccupi, andrà tutto bene. Soprattutto, oh, Lambertoni, non lasciamoci andare. Signorina, faccia firmare questa segna al marchese, lo porti in banca e mi prepari la nota degli stipendi. Andiamo a scattare, signorina, si riprende il lavoro. Subito, commendatore. Caro Lambertoni, ma cosa fa a Milano con sto caldo? Si prende una vacanza, prende una noce intanto, è bene detto. 2 milioni? Lei, Marchese, se non sbaglio, deve avere 2 stipendi arretrati, non è vero? Sì, perché? Ha detto il commendatore che paga tutti. Beh, ci avete pensato? Allora, che mi dite? Ecco, commendatore, lei mi scusi se io parlo con franchezza. Mi meraviglia che un uomo come lei, un uomo intelligente e sensibile che noi tutti apprezziamo e amiamo da anni, abbia potuto farci una simile proposta. Perché? Commendatore, lei non ha mai visto come è costruito il pavimento di un ascensore? È un unico blocco, non si può svitare. Beh, troviamo un altro sistema. Lei è un tecnico, Fritzmeier, no? Inventerà qualche altra cosa. La pago per questo? Quant'è che le devo? 3 stipendi. Cin cin. A lei? Grazie. Ecco, si potrebbe fare in modo che l'ascensore non si trovi al piano quando sua moglie sta per entrare. Vede, basta un po' di buona volontà e si trova il sistema, bravo. Commendatore. Stia seduto, Marchese. Grazie. Noi abbiamo parlato fino adesso su un piano tecnico. Io ho un'obiezione da fare su un piano umano. Cioè? Si tratta di sua moglie. A lei, Marchese. Grazie. 2 mesi, vero? Che diceva di mia moglie? Sua moglie, commendatore, lei la conosce meglio di me. È una donna astuta, è una volpe. Quando apre la porta e vede che la cabina non c'è, non entra e scende a piedi. Bravo, Marchese, osservazione acuta. Ma la risolviamo. Stiamo qui apposta? Alberta, posso fare un discorso piuttosto lunghetto? Certo, zietto. Qui andiamo a finire tutti in galera. Ma non dire sciocchezze. Abbiamo un ufficio, una fabbrica, un finanziatore. Studiamo bene la cosa, curiamo ogni minimo dettaglio e diventa un affare sicuro come tanti altri. Giacca! Allora, siamo d'accordo? Bene. Questa sera divertitevi. Anch'io vado a ballare con mia moglie. E domani buttiamo giù le basi per un progettino. E tanto per non fare confusione, lo chiameremo Progetto Elvira. D'accordo? Stia tranquillo, commendatore. Arbè, non hai bisogno di me stasera. No, zieto caro, non ho bisogno. Stasera vado al night. Ah, guarda. Sì? Ma a tutti ha lasciato la segna, zieto, no? No! No? No! Ti faccio entrare nell'affare? Durante il mio ritiro spirituale, Gioia, che cosa è avvenuto? Dimmi tutto. Cosa vuoi, Carletto? L'amante è un passivo che si può permettere un industriale come te, ma il mio Cretinetti con quel giro di liquido che ha. Ma certo sono cosine. Che costano quelle lì? Oh, lo dice a me, se dovessi fare un bilancio. Che significa? Significa che sono diventata molto amica di tua moglie. Ed è stata proprio lei a presentarmelo. Fenoglio è un uomo ricco sfondato. Ma io sono giovane, Gioia, e ho l'intelligenza. E molto presto sarò più ricco e più potente di lui. Secondo me lei è ancora convinta che tuo marito sia un grand'uomo. Ma sei lei una sciocchina. Un genere epico patetico. Solo che invece dell'eroe ha trovato mio marito. Del resto, ci sono cascata anch'io. Cosa devo fare? Abbi fiducia in me e molla il gorilla. Ormai sono impegnata Con chi? col gorilla. Mi ha invitata a fare una crociera. È tua moglie che ha combinato tutto. L'ha fatto per il mio bene. Tu sei scema. E mia moglie è volpe. Ma allora cosa devo fare?
Ormai sono costretta a partire. Costretta? No, Gioia, tu non farai la crociera. Tu resti con me, te lo dico io. Ma ormai come faccio a rifiutare? Cosa gli dico? Te lo dico io cosa devi dirmi. Dunque, paragrafo 21. La porta dell'ascensore si apre lentamente e la signora entra in cabina. Il dischetto segna presente, eccetera, eccetera. Continua tu, zio. Comandiamo Fritzmeier. Va bene, commendatore. Ho invertito i comandi innestando il 10 a 9 su 20 e 20 su 10 Perfetto. Permette, commendatore? Dalle mie indagini statistiche risulta che l'ora morta del grattacielo è mezz'ora dopo l'inizio dell'ultimo spettacolo, cioè verso le 10:40. Perfetto, bravo a Grazie. tutti. E le giornate più indicate? Direi a Natale. Niente Natale. A Natale va da mamma. Allora, 1 e 2 novembre. Dunque lei direbbe santi e morti. Senza ironia, direi i morti. I morti. Tu che dici, zio? Io dico i morti. Perfetto. Allora abbiamo 8 settimane di tempo per mettere a punto il nostro piano nei minimi dettagli. Ah, non disturbare! Anche la tua mogliettina disturba? Buongiorno a tutti. Buongiorno, signora Almiraghi. Spero di non aver interrotto il vostro lavoro. Per chi credi che lavori, cara? Lavoro per me, ma lavoro anche per te. Insisti ancora con l'ascensore? Che se ne dica, ma sarà proprio l'ascensore che mi darà la fortuna. Io te lo auguro, caro Cretinetti, ma ho l'impressione che questo ascensore sarà la tua fine. Non è detta ancora l'ultima parola, cara. Andiamo? Subito? Certo, sono le 5, Fenoglio ci aspetta. Marchese? Miei cari collaboratori, fate 2 giorni di vacanza anche voi, tanto abbiamo tempo. Lunedì riprendiamo il lavoro, Marchese. Andiamo, Rockefeller? Pronti? Ci sarà gente bene a questo weekend di Fenoglio? Ambiente misto, ma ti farà piacere incontrare la tua ex amante. Lo so, cara, e ti assicuro che ci divertiremo. Alberto. Gioia. Allora siamo intesi. Lo sai che faccio solo quello che vuoi tu. Bacina la vena. Oh, ti prego, Alberto, che ci vedi. Gioia! Gioia, Cosa? non cambierai idea all'ultimo momento. No, Alberto. Prometti, caro. Sì, te lo prometto. Grazie. Venga qui anche lei. Dunque, si parte tutti stasera in aereo per Nizza. E lì ci imbarchiamo su 2 yacht. Su quello piccolo mi imbarco io con tutti i miei amici più simpatici, che siete voi. Mi dispiace per te, cara. Caro la mamma. Su quell'altro, più grande, ci mettiamo gli antipatici, che sono sempre la maggioranza. Io farei la prima tappa, vera e propria, in Inghilterra, dove ci sta sempre bene. Cosa ne dice lei, Gioia? Io gli inglesi non li ho mai potuti digerire. Brava! Cosa ne hanno fatto gli inglesi? Prima di tutto ci hanno fatto la guerra. Poi dai a chiudere e aprire il canale di Suez, rovinando certe persone che stavano speculando onestamente sulla benzina. Pienamente d'accordo! Senta, Gioia, scusi, sa, ma chi è che le ha messo in testa queste cretinate? Me l'ha insegnato una persona che non ha i milioni che ha lei, mio caro commendatore, ma ha una cosa molto più importante, l'intelligenza. Senta, biondina, prima di tutto impari a tenere la bocca chiusa che ci farà sempre bella figura. In secondo luogo, lei, col suo fisico, avrebbe una carriera sicura. Ma al giorno d'oggi, me lo lasci dire, anche per questa carriera occorre avere un minimo di istruzione e un po' di garbo. 2 cose che lei non ha. E poi quale sarebbe questa carriera? L'ha mantenuta, cara, è così chiaro? Te capì? Ah sì? Allora guardi che questo è il compagno di questo. Brava. Il gorilla ti saluta cordialmente. Carletto, queste anemiche hanno una forza insospettata. Sai cosa ti dico? Se hai ancora quel posticino libero sullo yacht dei simpatici, ci vengo io. Brava, bella idea. Tanto mamma passa un periodo buono. Benissimo. Magari ci perderai nel cambio. Ma cosa dici, cara? Di piuttosto che ci guadagno con un'amica simpatica e intelligente come te. Oddio, questa parte. E allora che facciamo? L'ascensore si ferma al 20° piano. Sì? Marchese, il commendator Nardi è al telefono. Poi, quali nuove? Commendatore, buongiorno. Sì, sto già battendo a macchina il progettino. Come? Novità grosse? Se ne va via per 3 mesi? Benone, così abbiamo tutto il tempo di...
Commendatore, si ricordi che ho una dignità anch'io. Anticipare il colpo a stanotte? Ma lei ci ha dato 8 settimane di tempo. No, quando viene io lo dico, questa sera non si può fare. Sentite? Vivaldi. Chi è? Vivaldi, concerto Marchese, grosso. una visita per lei. Buonasera. Marchese, serve niente? Grazie. 4 caffè. Lo prende anche lei, vero commendatore? Sì, forte ristretto. Benissimo. Che fate? Ascoltate la radio? Vivaldi, Albert. Via Vivaldi, abbiamo i minuti contati. Commendatore, noi eravamo d'accordo al 100%, anzi al 1000 per 1000 sul suo progetto. Però, vede che... Se siamo d'accordo al 1000 per 1000, lasciamo perdere i però e veniamo al dunque. Ha il progetto, Marchese? Sì, commendatore. Lo È già prenda. battuto a macchina in 4 copie. Seguitemi attentamente. Ho apportato qualche modifica al progetto. Distribuisca. Dunque, paragrafo 1. Naturalmente avverrà questa notte quello che sarebbe successo fra 40 giorni. Paragrafo 2, 3, 4 e 5, fino al 16, tutto bene, invariato. Arriviamo così, voltafoglio, al paragrafo 17, in cui mio zio entra nel bar, si avvicina al telefono e attraverso i vetri guarda, zio... La finestra del 19° piano. Che è la mia? Ed è illuminata. Sono le ore? Le 10:15. Ecco la prima variazione. Dirò. Sono le ore 1, perché mia moglie parte alle ore 2:15 dall'aeroporto. Paragrafo 18. La luce è accesa, io e la mia signora usciamo dal nostro appartamento con le valigie, io spengo la luce, chiudo la porta... E io vedo la luce che si smorza al 19° piano. Infilo il gettone nell'apparecchio e faccio il numero. Volta pagina. Io e mia moglie ci troviamo sul pianerottolo. Mia moglie sente squillare il telefono, rientra in casa, risponde... Ma siamo proprio sicuri che risponde? Domanda sciocca, conosco mia moglie e so che risponderà al telefono. Che fa mio zio? Io dico mi scusi, riattacco il ricevitore all'apparecchio. Vado al bar, ordino un cognac e domando al barista che ora è. Benissimo, così il barista ti vede e ti sei fatto l'alibi. Bravo, zio, bravo. Questo è molto preciso. Zitto, Marchese. Adesso attenzione, perché qui si tratta di secondi. Tutto deve scattare al millesimo. Mentre mia moglie risponde al telefono, io entro nell'ascensore e scendo. Voi dove siete? Ah, siamo al piano di sopra, cioè al 20°. E sentite l'ascensore che scende. E sapete che nell'ascensore ci sono io. Giunto al pian terreno, esco dall'ascensore, sveglio il portiere. Alibi per me. Il Marchese cosa fa? Sento, Marchese! Ecco la valvola, il 18°, il 19°, il 20° rimangono al buio. Proseguiamo, paragrafo 21, volta pagina. Via, Marchese. Nel frattempo la sua signora esce dall'appartamento, chiude la porta, si dirige verso l'ascensore e preme il pulsante di chiamata. Io ho già precedentemente scambiati i fili e l'ascensore anziché fermarsi al 19° sale al 20°. Il dischetto verde del 19° segna ugualmente il presente. E siamo al momento culminante. La porta dell'ascensore si apre automaticamente. Mia moglie fa un passo, ma non vedendo la cabina, esita e perplessa, non entro Dio. Commendatore, ma cosa fa? Si allena anche lei al gioco dei mimi? Faccio io, signorina Milena, faccio io. Come sta la sua signora? Parte stasera la mia signora per una lunga crociera. Sapesse come la invidio sua moglie e come vorrei essere al suo posto. Grazie, basta. Sono tanti anni che sogno Sì. di fare una crociera, ma non ho ancora trovato l'uomo che mi ci mandi. Lasci, Milena, faccio io. Vada, signora, pensa il Marchese a tutto. Non avrà mica sentito i nostri discorsi quella megera, eh? No, parla per metafore. Ha un debole per me. Vorrebbe che la sposassi. Mi converrebbe. Ma la mia mamma è decisamente contraria. Non mi interessa, Marchese. Torniamo alla mia signora. Dove l'abbiamo lasciata? Avanti alla porta dell'ascensore, voglio vedere come dà la cavia adesso. Seguitemi attentamente e sarete soddisfatti su ogni punto. Cioè? È questione di attimi, Marchese. Quando lei sente la porta dell'appartamento che si chiude, trac, si prepara ad intervenire. In che modo? Molto semplice, Marchese. Lei si toglie le scarpe e scende lentamente le scale al buio fino a portarsi sul pianerottolo del 19° piano. Anche questo è buio, ma lei non ha bisogno di vedere. Sa perfettamente che l'ombra davanti alla porta dell'ascensore è la mia signora. Quindi, senza esitare, le dà una piccola spinta. Una piccola spinta materialmente? Sì, materialmente una piccola spinta. Mia moglie precipita. E poi che faccio se le cito? Esce dalla porta di servizio. E il mio alibi? Lei gira intorno al palazzo
Rientra dalla porta principale dove troverà me, il portiere, davanti al cadavere. E l'alibi per me? Lei va a Marina di Massa. Ah, io non partecipo al colpo. No, lei partecipa al colpo, solo che parte col treno delle 3:20. Va a Marina di Massa da suo cognato e ritorna giusto in tempo per i funerali. Cosa c'è, Fritz Maier? Qualcosa che non la persuade? No, mi persuade, ma siamo sicuri che tutto andrà bene? Miei cari, per dimostrarvi di quanto sono sicuro del buon esito dell'impresa, vi dirò solo una cosa. Ho già ordinato la corona. Fate attenzione. Sono le 10:03 meno 15 secondi. A 00:55 comincia l'operazione. Controllate gli orologi. -5, 4, 3, 2, 1... Epoca, 7° giorno, Borghese, le 2 valigie ci sono, la borsa da viaggio, l'ombrello, mi pare che c'è tutto. E il passaporto, dimenticato il passaporto, cretine. Ma come hai dimenticato il passaporto? Parti e non prendi il passaporto. Ma possibile sempre così con te? Non si può mai stabilire un'ora precisa. Ecco là, siamo già fuori orario, a 00:57. Andiamo, Elvira. Esci che io spengo. Vai, zio. La tua torre d'avorio dove ti sei rinchiuso è tutto facile. Ma io vengo da Lodi con l'appendice ancora fresca e mi trovo questa bella sorpresa. Ricordati che tutto Lodi ti ha giudicato. Ma che Lodi? Non te ne importa di Lodi? Scusi signorina, io devo telefonare, si tratta di cosa grave. Sapesse la mia. Ma la mia di più. Ecco, abbiamo tutto, vero cara? Non hai dimenticato niente? No. Ecco, bene, sei sicura? Sì. Non hai dimenticato proprio niente? Chiama ascensore? Chiama. Chiama ascensore! Perché strilli? Che cos'hai stasera? Non ho niente, perché? 1, 2, 3. Non tossisca, Marchesi, si trattenga. 11. 12, 13, 14. Ecco il telefono! Oddio, la mamma. Rispondi tu, cara. Io intanto scendo con valigie. Ricevuto. 18. Alberto è per te. Chi? Tuo zio. Che? Mi zio. Chi zio? Ma che dici? Dai, E presto, come se no può perdo essere? l'aereo. Mi zio. Pronto? Che è successo? Ti sei fatto riconoscere? Albe, manco ho detto pronto che mi ha riconosciuto. E adesso che devo fare? Non volevo lasciar perdere stasera. Ma che lasci perdere? Oh! Riattacca. Conta fino a 10 e richiama. Faccia a tempo, abbia cognacchino. Ma che cognacchino, che dici? Conta fino a 10 e richiama. E fa la voce da donna. Da donna? Elvira! 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 Mannaggia, zio! Scende. Questo è il commendatore che scende. Perfetto. 3, 2, non scappi, io ti richiamo. T'ho beccata. 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. L'ascensore sale a vuoto. Perfetto. 10, 11. 12. 13. Suona, zio, suona. 14, 15, 16. Non te ne andare, zio. Suona più forte, suona più forte. 19, eccola. Ecco di qua! Cosa fai, cretinetti? Mi hai richiamato su, stavo già uscendo. E non lo senti il telefono, è mamma tua. Oddio, la mamma. Come fai a sapere che la mamma sta ancora suonando? Sta ancora suonando? E chi può essere a quest'ora? Adesso l'ascensore sta salendo qui. Al piano di sotto segna presente. Io vado a far saltare le valvole. Lei, Marchesi, si tolga le scarpe e appena buio si prepari per la spinta.
bel tecnico anche lei, complimenti. E adesso chissà chi me le ridà le 700.000 lire che ho prestato a mio nipote. Io anche in disgrazia sono contento. Tecnicamente la cosa ha funzionato. Se la prenda col marchese se vuol cercare un responsabile. Ma scusate, io agito al buio. In una mano avevo le scarpe. Ho contato fino a 10 e quando ho visto un'ombra ho dato la spinta. Quando ho sentito la voce del povero commendatore che diceva: ma che fa, marchese, spinge? Era ormai troppo tardi.